was, oh, when he was, since Jesus was, he washed my tears away. Oh, happy day. 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 Rieccoci di nuovo insieme, fedelissimi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Seconda parte della nostra trasmissione. Ieri abbiamo visto alcuni faccia a faccia, adesso ne rivedremo qualcun altro, ma soprattutto vedremo il meglio per quanto riguarda la 19esima edizione del premio Castagna d'Argento, ma soprattutto della terza edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi. Già al secondo minuto la Juve è in vantaggio. La palla viaggia da Bettega ad Anastasi, a Scirea a Cucureddu. Cross del terzino, testa di Guida ed Anastasi al volo facente. Da Scirea a Bettega che scambia con Marchetti secondo, dà ad Anastasi ed è il 3-1. Mi faccio sedare, mi ha comunicato. No, senti, aspetta. L'ho pregato, ma aveva deciso. L'ho accompagnato. Eravamo stati insieme 53 anni, sempre d'accordo su ogni cosa. Tutto cominciò un aprile del 66. Il dirigente del Varese aveva appena visto la sua squadra perdere a Cibali contro il Catania. Stava per tornare a casa deluso, ma all'aeroporto nota un certo scompiglio. Una donna incinta piangeva disperata, non era riuscita a trovare un posto sull'aereo per Milano. Casati si avvicina e le dice: tenga il mio biglietto, signora, io non ho nulla di così urgente che mi attende, e torna in albergo. Al bar il barista lo riconosce. Dottore, visto che deve fermarsi, perché oggi non fa un salto a vedere la Massiminiana? C'è ingarusidro Anastasi, qua tutti lo chiamano Petru Turcu, che le farà luccicare gli occhi, tanto è bravo. Arrivato al Cibali non crede ai suoi occhi. Quello che vede in campo è un vero spettacolo. Quel ragazzo, Petru, è un'autentica ira di Dio. Velocissimo, coraggiosissimo, altruista, un vero talento. Poche ore dopo Pietro Anastasi, mio marito, diventerà un calciatore del Varese. E così saluta la sua numerosa famiglia, i suoi amici, i suoi compagni di pallone, pieno di speranze come chi va a cercare una vita migliore, parte. Arrivato a Varese intuisce di essere arrivato nel posto giusto. La nostra meravigliosa parabola inizia proprio qui. Una storia d'amore scritta nel destino, fin da quel primo incontro ad un bar a Varese. Io avevo ancora 17 anni e lui 18. 2 ragazzini. Mi fulminò con gli occhi e il suo sorriso, quegli occhi che somigliavano tanto alla terra di Sicilia, profondi come il mare, neri come la lava della montagna, caldi come il sole che non manca mai. Non mi piacque subito. Troppo nero, troppo siciliano, ma di quegli occhi e quel sorriso gentile che solo i siciliani veri sanno avere. Dopo qualche giorno mi innamorai perdutamente. Da allora
allora siamo stati molto più che inseparabili, anime all'unisono. Ci sposammo quando fu chiamato dall'avvocato per giocare con la Juventus, la sua squadra del cuore sin da bambino. Per trasferirci a Torino bisognava avere la fede al dito, a quei tempi era così. Mi chiese la mano, la chiese a mia madre e io, Anna Bianchi, prendo te, Pietro Anastasi, come mio sposo e ti prometto amore eterno in salute e in malattie finché morte non ci separi. Amore eterno significa fin oltre la morte. E io mi alzo ogni mattina e vado a letto la sera pensando a lui e alla nostra vita insieme, a partire da quel nostro meraviglioso viaggio di nozze in macchina a Parigi. Pietruzzo, come ormai lo chiamava la stampa, coi bianconeri diventò un fuoriclasse assoluto. È storia. La nostra è stata una vita felice, i nostri due splendidi figli, Silvano e Gianluca, i gol meglio riusciti. La nostra casa in quegli anni sempre aperta agli amici, il mio Pietro in cucina preparava magnifici spaghetti e roba della sua terra ed io lo aiutavo. E poi l'amore dei tifosi che andava ben oltre il semplice significato sportivo. Lui, il Caruso, arrivato dal sud, che ce l'aveva fatta in un tempo in cui non si affittano case ai meridionali, erano cartelli appesi in tutte le porte. Lui, siciliano fino al midollo, era diventato un simbolo per tutti quelli che arrivavano al nord in cerca di un lavoro e di una vita dignitosa. Un riscatto, un miracolo. Pietro a 71 anni se n'è andato con tanti ricordi belli, lo so, me lo diceva. Io devo tanto alla vita, sono stato fortunato. Dal niente ho avuto tutto, ho avuto voi, te, i nostri figli, gli amici, i tifosi. Dopo aver sconfitto un tumore all'intestino gli fu diagnosticata la SLA. Terribile. Non gliel'avevo detto, ma certi segnali lo aveva capito da solo. Ha lottato contro questo male come un leone e alla fine ha chiesto lui stesso di non essere più alimentato. Niente accanimento terapeutico, ha detto, è più dignitoso. Il 17 gennaio con me accanto, che gli tenevo la mano, dopo la puntura si è addormentato e poi è morto. Questa è una cosa che si fa solo per amore. Prima di morire con mio marito ci siamo detti parole bellissime, parole d'amore. La mia storia con Anastasi continua anche ora che non c'è più. Mi fulminò con gli occhi e quel sorriso che porterò per sempre con me. Che inizio! Cinzia Caminiti, facciamo un applauso, ha scritto appositamente questo monologo dedicato a Pietro e ho visto che ti sei anche pure emozionata, direi. Senti, ma tu cosa c'entri poi alla fine con Pietro Anastasi? È un periodo, diciamo, che non ti appartiene, soprattutto dal punto di vista sportivo. Io esistevo. Sì, lo so. C'ero e lo ricordo. No, dal punto di vista sportivo proprio niente, solo tu potevi farmi arrivare a tanto, a ricercare ed è stato veramente magnifico, devo dire, io che di questa cosa ne faccio un lavoro. La ricerca su Pietro Anastasi è stata bellissima, io mi sono appassionata tantissimo e soprattutto quando ho trovato questa figura che è la moglie di Pietro Anastasi. Io non lo so per gli altri calciatori, ma Pietro Anastasi ha avuto una grande donna accanto, una donna che l'ha supportato, che lo consigliava spessissimo quando lui aveva le sue, perché anche questo ho letto, Anastasi a volte aveva le sue fisime, no? E la moglie, da brava moglie, lo aiutava e lo supportava ad andare avanti. E quindi quando ho trovato questa donna bellissima, io che mi occupo spessissimo di donne, di scrivere di donne, del loro cuore, del loro amore per la vita e anche
per il dolore. Ecco che è venuta fuori questa cosa qua, che poi abbiamo racchiuso in poche pagine, perché io mi ero lasciata andare, ma poi il capo qua mi ha bacchettato. Sei stata bravissima. Poi tra l'altro ricordiamola questa edizione particolare del Pietro Anastasi, dedicata interamente alle donne, proprio contro la lotta contro il femminicidio. Quindi voglio dire, sotto questo punto di vista hai disegnato una figura meravigliosa della donna di Pietro Anastasi e indirettamente della figura di Pietro. Grazie. Allora senti Cinzia, aspetta, non andar via, perché devo consegnarti questa targa di partecipazione a questo evento numero 3 del Pietro Anastasi. Grazie, grazie. Cinzia Caminiti. Cinzia Caminiti ha il compito di aprire questa straordinaria serata dedicata al grande Pietro Anastasi. Emozionata? Emozionatissima, e per me è un grandissimo onore, un tornare indietro di almeno 50 anni, quando ero piccola e non ricordo granché di calcio, anche perché non sono una sportiva, ma ricordo benissimo Pietro Anastasi e quello che rappresentava per tutti noi. Quindi sono molto molto contenta ed emozionata di partecipare e di rendere omaggio, ancora più omaggio, a questo grande uomo che si è rivelato più grande uomo, oltre ad essere un grande campione. E la cosa più bella è che è di Catania. E soprattutto che è di Catania. Tu lo sai, quando io tengo alle nostre origini, alle nostre tradizioni, e lui ha rappresentato per noi siciliani per tantissimi anni chi ce l'ha fatta, chi dal sud partiva senza nulla e arrivava al nord per avere una vita più dignitosa. Tra le altre cose lui diventò un simbolo anche per chi lottava per i diritti del lavoro. Quando fu ingaggiato dall'avvocato Agnelli per giocare con la Juventus, l'avvocato Agnelli lo dovette ringraziare, perché grazie a lui i siciliani che lavoravano in fabbrica smisero di fare uno sciopero e ritornarono in fabbrica a lavorare, grazie proprio a Pietro Anastasi. Nadia Lamalfa alla terza edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi. Siamo contenti, volto straordinario, conosciuto nell'ambiente del giornalismo, ma soprattutto questa sera per festeggiare il ricordo di uno dei più grandi giocatori dell'epoca, anni 70, inizio fine anni 80. Sì, assolutamente sì, e per me è un immenso onore, un privilegio intanto essere qui. Lo sport, il calcio è stato il mio primo amore, perché io ho cominciato proprio con il Corriere dello Sport ormai quasi 20 anni fa, lo possiamo dire, e quindi partecipare a manifestazioni come questa, anche da presidente comunque dell'USSI provinciale di Palermo, è per me un immenso orgoglio, un immenso privilegio. Faccio i miei ringraziamenti anche a tutta l'organizzazione, a te che avete messo in piedi questa terza edizione, ricordo di un grande che ha fatto la storia non solo della Juventus ma anche della nazionale, e quindi davvero è per me un immenso piacere essere qui a condividere questi momenti speciali. Il ricordo di un giocatore può lasciare un segno anche nei giovani di oggi? Ma assolutamente sì, guarda, solo per fare anche un cenno, quest'anno abbiamo perso un grande campione come Totò Schillaci, e credo che lui sia stato veramente un mito, un eroe anche dal punto di vista, oltre che squisitamente calcistico, anche per le doti umane, perché proprio era veramente un calciatore che trasmetteva quegli insegnamenti importanti per i ragazzi. Io l'ho intervistato diverse volte e mi ha sempre colpito appunto questo aspetto quasi paterno, no? Nel dare quei consigli genuini, di non perdere mai di vista l'obiettivo, di non perdere mai di vista anche la contezza, la concretezza, stare sempre con i piedi per terra anche quando si toccano livelli importanti come nel caso di Anastasi. Molto femminile della TV. Parliamo con Caterina Gurrieri. Caterina, il fatto di far parte di un progetto come quello dedicato a Pietro Anastasi per una donna potrebbe un po' stonare, però è anche vero che quest'anno le nomination sono tutte al femminile contro giustamente la violenza sulle donne. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare quanto uno sportivo può veramente segnare un'epoca.
Beh, sicuramente uno sportivo segna un'epoca, anche perché lo sport, come sappiamo, riunisce tutti e chi è sportivo veramente nell'animo lo sente, lo fa col cuore, cioè si è sportivi col cuore. Sono felice di essere qua, il fatto che in nomination ci siano tante donne, questo non mi può fare altro che piacere. Io ti ringrazio per avermi invitata, mi godrò questa serata, sarà sicuramente un momento importante per me che conserverò nel cuore, quindi ancora grazie. Sicuramente avrai visto qualche piccola figurina Panini di Pietro Anastasi che ti appartiene chiaramente nel passato, nella tua valigia dei ricordi. Sì, sicuramente sì, anche se devo confessarvi non sono una... Sappiamo. Ecco, non ho mai scritto un pezzo di calcio, di sport in generale, per cui forse un po' stono qui, ma... Assolutamente no però, Ma come ti ripeto, lo sport è qualcosa di importante e quindi anche iniziative del genere, la figura di Anastasi va ricordata e lo facciamo con grande affetto e sono contenta di essere qui. Le figurine però non le compravo, Io sto seguendo con tanto fervore quel che è l'ambito calcistico in questo momento, però devo dire che io sono un'appassionata sin da quando ero piccolina, perché sai come, Ettore, tutti iniziano così, il nonno che ti porta allo stadio, poi il papà e poi così via dicendo, successivamente la tua vita si impregna di tutta questa calore sportivo e così Massimino, Gaucci, Pulvirenti, Siggi, insomma, e adesso Pelligra, e quindi ci arricchiamo di prospettive e di visioni diverse. L'importante vinca la sportività e, come dico io nella mia maniera, in maniera umoristica, perché io ci scherzo sempre un po' sopra, perché bisogna stare tranquilli, e ringrazio sempre Ettore Tortorici perché è sempre presente e attivo, non soltanto per ciò che riguarda le discipline sportive. Voglio fare un passo indietro nel tempo e tornare negli anni 70. Lo so che poi in fondo non ti appartengono tanto, però è anche vero che Anastasi in quegli anni ha lasciato un segno indelebile. Devo dire che è stato un grande bomber, e tutti i siciliani, ma non soltanto tutti i siciliani, tutto il panorama nazionale ricorda Pietro Anastasi con calore, amore e affetto. Devo dire che ce ne sono stati poi successivamente tanti altri che non stiamo qui a ricordare, perché questa è una serata per stare insieme, goliardica, sportiva soprattutto, e soprattutto per stare insieme a Ettore Tortorici, che è the best. Spuntato di lumari e voi, pittuzza mia, dormiti ancora. La ceci sono stanchi di cantare e a fredda te ti aspettano ca fora sopra su barconetto sono posati e aspettano quando cava facciati. Lasciate stare, non dormite più, che a mezzo ai ti rinciassa. Ci sogno pure io, aspetto voi.
pennoluni. Ognuno ritiene nuvoli sbucciare, se prima non si ravi su barconi, rincialo bottonetto su ammucciati, aspettano quando cava affacciati. Solo quando va affacciati, e aspetto solo quando va affacciati. Che sai rincorrere sogni spenti, andati persi, e tu sai comprendere, mi lasci respirare, sei luce tu, e luce fu, alzo gli occhi e riscopro il mondo e ti vedo in ogni angolo, sei tu, e solo tu che dai luce e risplendi dentro me. Vivo di sogni, di luce in fondo al cuore, libero di stare, seduto in riva al mare, e mentre il mondo esterno mi riempie di ovvietà, io rivivo di ambizioni, tu si semplica, comunque vada tu, che sai rincorrere sogni spenti, andati persi, e tu sai comprendere, mi lasci respirare, sei luce tu, e luce fu, alzo gli occhi e riscopro il mondo e ti vedo in ogni angolo, sei tu, e solo tu che dai luce e risplendi dentro me, e nulla saluta la stessa sorti, rinesce più di tutti i nipoti, e curvo incontro alla vita è forte, grido tuo nome in vano, tu cuore in mano, e puoi sentire che passa del tempo, e un correre veloce verso il vento, e sospirare dentro un sogno intenso, l'attimo in cui è cambiato, tutto è cambiato, tutto è passato. È uno di quei momenti importanti, oramai è importante a livello nazionale, quindi siamo particolarmente felici sia come giuria sia credo come siciliani, come catanesi, di avere un premio che è riconosciuto tale in tutta Italia.
la vicepresidente del CONI di Cagliari, Silvia Salis, è venuta proprio per testimoniare quanto è stato fatto in questi anni e quanto stiamo facendo ancora oggi. E tu hai detto bene due cose: uno è che si premia anche in qualche modo i giovani, quindi la voglia che hanno anche i siciliani, i catanesi di poter fare. Il secondo è una stagione che abbiamo voluto premiare particolarmente di grandi scudetti a Catania, quindi questa capacità, pur con tutte le difficoltà, pur con tutti i problemi che ci sono, di essere sempre e rimanere eccellenze. Quindi questo è un premio all'eccellenza, un premio al merito, e fa piacere che insomma questi segnali vengano da Catania, dalla Sicilia, insomma, dalla nostra amatissima terra. Quando io parlo di un campione olimpico, per me è anche un campione paralimpico. Questo segnale di inclusione che esce, perché poi è sempre più forte, lo sport è d'altronde insomma inclusione da tutti quanti i punti di vista, e il fatto che in questa premiazione sia fatta così tanta attenzione anche come numero dei premiati a questa, diciamo, categoria tra virgolette, a questa voglia di essere atleti e tutto insomma quello che c'è dietro, la passione, lo sforzo eccetera eccetera, credo sia un altro segnale di attenzione, di giusta, diciamo, promozione dello sport a 360 gradi. Questo è un appuntamento tradizionale e tutti ci partecipiamo con grande piacere, si ritrovano tanti amici, anche nomi importanti, e questo grazie naturalmente a Pippo Leone, alla verve di Pippo Leone, e quindi ripeto un appuntamento imperdibile. Si parla di sport, sì, anche di sport internazionale, però devo dire la cosa bella è esaltare lo sport di casa nostra, nel caso specifico lo sport catanese, ma naturalmente anche lo sport siciliano, in questo caso parlo da presidenti di federazione, e ripeto, è un appuntamento imperdibile, un bel momento, e diciamo veramente grazie a Pippo per quello che fa ogni anno con una manifestazione sempre più ricca. Io dico che lo sport è un po' il fiore all'occhiello della nostra città, quest'anno davvero sono arrivati risultati importanti, con scudetti importanti, a coronamento di un percorso che è passato anche dall'impiantistica sportiva, tanti gli impianti che abbiamo restituito alla città, le società hanno risposto bene e ci hanno regalato, diciamo, questi preziosi successi che danno lusso sempre di più alla nostra città. La finale dei 100 metri con l'ottimo avvio di Giannis in corsia 2, molto bene anche Melluzzo, ma molto bene anche Ceccarelli a dare del filo da torcere proprio a Melluzzo, ed è Melluzzo ad andare a vincere in 10:13. Vento più 1.0, quel vento giusto per andare a far segnare grandi tempi. 10:13, primo titolo italiano assoluto vinto da Matteo Melluzzo. È tornato Samuele Ceccarelli che ha dato filo da torcere per 70 metri a Melluzzo. Bentornato Samuele, ma arriva il personale a 10:12 per Matteo Melluzzo, un tempo quasi catartico possiamo dire. Matteo, un importante premio che arriva dalla tua Sicilia. Sì, sono molto onorato di poter ricevere questo premio, soprattutto per gli illustri campioni che l'hanno ricevuto in passato, e ricevere questo premio a casa mia è davvero un enorme piacere. Hai parlato di illustri campioni, tu già sei un campione, ma abbiamo parlato anche prima, vuoi crescere piano piano, con calma, per confermarti quanto forte già sei ora e per ambire chissà a cosa. Sì, io non mi pongo dei limiti, però non mi metto autopressioni, non voglio delle scadenze, ecco. Quando arriverà il tempo che io ho sempre desiderato, sognato, sarò contento, ma al momento lavoro giorno per giorno per realizzare questo grande obiettivo. Pippo Leone, siamo arrivati alla 19ª edizione con il solito parterre ricco di grandi firme dello sport nazionale, non solo. Ma diciamo che anche quest'anno siamo riusciti a fare una bella serata, siamo riusciti a soddisfare le esigenze un pochettino di tutti, mettendo dentro 15 premiati, e non è facile perché abbiamo premiato una parte di campioni con medaglie olimpiche che svolgono un ruolo di singolo nello sport, abbiamo premiato anche delle squadre, abbiamo premiato anche un giornalista, abbiamo premiato 2 dirigenti sportivi e una squadra che lavora in un quartiere a rischio di Catania. Come sempre anche quest'anno è stato un grandissimo successo, adesso i problemi saranno l'anno prossimo che dobbiamo preparare il ventennale, e già qualcuno mi dice cosa ci riservi l'anno prossimo.
Io penso che di campione l'Italia ormai in questo ultimo periodo ne ha sfornati di così tanti che chiaramente avremo la difficoltà a scegliere, però l'anno prossimo vi vorremmo stupire con 3 grossi nomi che già ci stiamo cominciando a lavorare. Cosa dire? Che ringrazio tutti quelli che in tutti questi anni e anche quest'anno ci hanno seguito con molta attenzione e sono sicuro che stiamo preparando e forse abbiamo alimentato e stiamo alimentando anche un pochino lo sport siciliano e nazionale. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Bentrovati nel nostro face to face, 7 domande per 7 risposte. Tra qualche istante sveleremo il volto del nostro ospite e vi anticipo che lui è un direttore sportivo in ascesa, dalla personalità spiccata e da una forte voglia anche sempre di mettersi in gioco. Lui è Aurelio Lobianco. Ciao Aurelio, ben trovato. Ciao Ettore. Guarda che adesso cercheremo di capire altri lati
che non sono sportivi della tua figura. Tu sei nel mondo del calcio da tantissimo tempo, diciamolo pure. La prima domanda che ti faccio è la seguente: quanta personalità ci vuole per stare nel mondo del calcio? Questa è una bella domanda, tosta, ma diciamo che ci vuole tanta personalità, ma nello stesso tempo ci vuole tanto carattere, perché è un mondo molto particolare, come tu ben sai, quindi non devi lasciare niente, non devi tralasciare niente, quindi devi essere pronto a tutto e devi avere la personalità giusta per portare avanti quello che è il tuo credo. Senti, qual è la rinuncia più grande che hai fatto svolgendo il ruolo da direttore sportivo? Ma la rinuncia che ho fatto è magari passare dei momenti con la famiglia, con mia moglie, con il bambino, per il calcio. È una cosa che molte volte me lo rimprovero, però dall'altro lato anche grazie a mia moglie, che sa quanto io amo questo sport e quanto ce l'ho dentro, quindi mi asseconda su queste scelte, ecco. Qual è l'emozione più forte che hai provato da quando appunto svolgi l'attività di direttore sportivo? Ma l'emozione più forte che ho provato sicuramente la vittoria del campionato con allora Resuttana San Lorenzo, quando abbiamo vinto il campionato, abbiamo toccato la storia dalla promozione, abbiamo fatto il doppio salto, Sì. prima categoria promozione, promozione eccellenza, ma l'anno che abbiamo vinto il campionato e siamo andati in eccellenza è stato un momento che me lo porto dentro perché mi ha regalato delle emozioni importanti. Immagino sicuramente sono momenti che rimarranno indelebili nei ricordi della tua mente, no? Ma assolutamente, al di là di come vanno le cose, come si prosegue poi il cammino che ognuno fa, sono cose, le emozioni, e la cosa più importante sono i legami che ti lasciano le persone con cui hai trascorso dei momenti importanti. Aurelio, una domanda un po' particolare, perché vorrei sapere cosa sei pronto a sacrificare per un altro momento di gloria importante? Ma io ti dico che la cosa più importante, cioè quando tu riesci a sacrificare, se così si può dire, o comunque ad essere meno presente nella famiglia, penso che questa è la cosa più grande che si possa fare. Quindi sono pronto, ahimè, anche a sacrificare il tempo che posso dedicare alla mia famiglia per il calcio e comunque agli amici e alla vita quotidiana. Mentre invece se tu non avessi fatto il direttore sportivo, cosa ti sarebbe piaciuto essere? Ma ti dico, il direttore sportivo deve essere anche un grande allenatore. Ma io da quando faccio il direttore sportivo non sono mai entrato nelle scelte dell'allenatore, ho avuto sempre un rapporto d'affinità e di collaborazione, ma ha sempre deciso l'allenatore, non mi sono mai messo a dire fai questo, devi fare questo, perché è una cosa che odio, una cosa che è fuori dai miei canoni. Però ti dico che se non facevo il direttore sportivo, la cosa di fare l'allenatore mi affascinava e mi affascina tanto, perché comunque vivi il momento. Insomma, rimarresti sempre nel mondo del calcio. Assolutamente sì, il in un certo senso. calcio è dentro il mio sangue, è quello che si ha dentro, è difficile, nessuno e niente può portarlo via, ecco. Il regalo più bello che potresti fare alla persona più importante della tua vita? Allora, penso che il regalo più bello che ho fatto e che ci siamo fatti è il nostro figlio che si con chiama? la mia compagna Mattia. Quindi la cosa più bella che ho realizzato insieme alla mia compagna è il nostro figlio, che sono le emozioni più assurde e più immense che ci possono essere immagino. nella vita. Ho l'impressione che però mi hai bruciato la domanda finale, perché adesso mi dovresti classificare le cose più importanti della tua vita tra famiglia, amici e dirigenti sportivi, perché è una categoria certamente che non va classificata quasi sempre con gli amici. Diciamo che la famiglia prima di tutto, sempre e comunque. Ricordiamo il nome della tua compagna? Antonella.
La famiglia sempre al primo posto, assolutamente, quella è sacra. A prescindere dai risultati sportivi. A prescindere dai risultati sportivi, e ti dico che i risultati sportivi e le soddisfazioni nel calcio avvengono solo se dietro hai una persona e una famiglia unita che ti aiuta in qualsiasi decisione tu prendi. È vero. Dopo l'esperienza a San Cataldo, mia moglie si parlava di calcio. È stata una persona di riferimento. Sì, assolutamente. Il prossimo anno cosa farai? C'era la possibilità di andare fuori la Sicilia, lei mi ha guardato e mi ha detto vai, perché so che quello che fai lo fai con passione e con amore. Quindi quando accanto hai una persona che... È giusto classificarla al primo posto. Mentre invece al secondo? Al secondo... Tra amici e dirigenti sportivi? Diciamo che sempre comunque gli amici, perché gli amici vengono subito dopo la famiglia. I dirigenti sportivi sono persone che nel percorso del lavoro e della vita incontri. Ci sono quelli che diventano amici, quelli che non poi ti perdi per diverse vicissitudini, però è giusto classificare al secondo posto gli amici e poi i dirigenti sportivi, che non ti nascondo che possono nascere anche grandi legami. Assolutamente, certo, ci mancherebbe, soprattutto poi quando arrivano i risultati, no? Assolutamente. I risultati sono quelli che poi alla fine sono importanti. Però ti dico, io uno delle persone con cui sono rimasto molto legato è Antonio Cottone, che a Mesilmeri non abbiamo vinto, però eravamo entrambi consapevoli che abbiamo lavorato bene e là si è cimentato una grande amicizia, un rapporto di stima che io stimo tanto sia come uomo che come personaggio del calcio e che mi lega tantissimo a lui. Quindi ti sei raccontato, al di là di quelli che sono le normali interviste legate a risultati, classifiche, andamenti di stagione di alcune società. Grazie Aurelio. Grazie a te, è sempre un piacere. Bene, noi chiudiamo qui lo spazio della nostra trasmissione. Appuntamento al prossimo Faccia a Faccia. È il più giovane dirigente sportivo in una società siciliana, dalla sua energia, preparazione e tanto futuro. Oggi nel nostro face to face 7 domande per 7 risposte abbiamo Lorenzo Giovannone. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao Ettore. Che emozione provi del fatto che insomma da giovane ti stai catapultando in una realtà calcistica regionale importante come è appunto il campionato di Serie D? Tante emozioni intense, direi sia positive che a volte negative, perché poi si sa che il calcio non è tutto solo gioie, rose e fiori, però dato che il calcio è la mia passione sono davvero contento di questa opportunità. Ma cos'è che ti spaventa in modo particolare nell'occupare questo ruolo di grande responsabilità? Guarda, è proprio la responsabilità, perché nonostante io sia giovane mi ritrovo comunque a rappresentare una squadra di una città importante e quindi devo avere diciamo il decoro di un dirigente all'altezza della squadra e della città. Un'altra domanda un po' particolare è questa: come vedi il calcio tra 20 anni, quando tu non sarai più giovane? Beh, è una domanda molto difficile, perché possono succedere tantissime cose in 20 anni. Sicuramente negli ultimi 20 anni il calcio è diventato sempre più spettacolare, perciò penso che lo spettacolo sarà al centro anche da qui ai prossimi 20 anni, perciò ci sarà sempre più incentrato sul business anche di renderlo un gioco più... Il marketing diventerà predominante, diciamo. Assolutamente, e questo si sta vedendo anche in competizioni come la Champions League, dove il nuovo format premia le più partite e quindi si andrà sempre in quella direzione. In quella direzione. Qual è la tua più grande aspirazione proprio nel mondo del lavoro? Perché tu fai un lavoro un po' particolare. Allora, diciamo che quando si è nel calcio, come lo sono io con mio padre, lo si è in due vesti, quella del dirigente sportivo e quella poi dell'imprenditore o del manager nel mio caso. Sicuramente per quanto riguarda la Nissa, la mia ambizione è diventare un dirigente importante nella Nissa, quindi crescere insieme alla squadra della città di Caltanissetta, non avere una carriera nel calcio slegata dalla Nissa. E
A livello lavorativo lo stesso discorso. Come superi le difficoltà nel percorso lavorativo attualmente? Perché insomma le difficoltà arrivano sempre, no? Arrivano sempre, però si può fare un paragone tra il lavoro e il calcio. Sì. Una cosa che mi ha insegnato mio padre fin da bambino è che nella vita, come nel calcio, si vince e si perde, però non è una partita che fa la differenza, ma è un intero campionato. Perciò una difficoltà si può avere sicuramente sul lavoro, si può anche non superare in quel momento, l'importante è rialzarsi e ad affrontare la prossima sfida. E ricominciare. Assolutamente. E ricominciare. Conosciamo meglio Lorenzo, giovanissimo, che come tanti altri ha tanti obiettivi, ma queste responsabilità ti hanno cambiato nel tuo percorso di crescita? Sicuramente perché io ho 24 anni, però in particolare nella città di Caltanissetta per tutti sono un po' quello che rappresenta il presidente della Nissa, perciò sono più conosciuto per essere in un certo senso il presidente della Nissa piuttosto che per essere Lorenzo. Quindi questa è un'esperienza che sicuramente mi sta formando. Senti, parliamo del rapporto con papà. Papà Luca ti ha detto adesso tu vieni a lavorare per la Nissa. Cosa hai provato in quel momento? Beh, è stata un'emozione forte perché è stato scoprire qualcosa che non conosci, Ma non te l'aspettavi? Tutto insieme. Non me l'aspettavo, allora in un certo senso me lo aspettavo perché con mio padre abbiamo sempre condiviso le stesse passioni fin da quando io ero bambino e il calcio è una delle passioni che abbiamo condiviso da sempre. Non a caso abbiamo avuto insieme l'esperienza da sponsor del Milan e quindi è una passione che anche a livello di aziendale e lavorativo abbiamo condiviso. Quando lui mi ha annunciato questa nuova avventura e ti ha investito di questo ruolo a Caltanissetta, in realtà ero sicuramente felice e curioso di iniziare questa nuova avventura, però da un'altra parte mi interrogavo anche di cosa mi dovesse aspettare. Sì. Ed è andato tutto come previsto? Tutto come previsto no, perché appunto non sapevo cosa aspettarmi, però sicuramente sono contento di quello che è stato lo scorso anno, di quella che è questa stagione e sono felicissimo di ricoprire questo ruolo. Voglio chiudere questa puntata del nostro Face to Face con una domanda un po' particolare. Tu sei giovane, tu da giovane qual è il suggerimento che vuoi dare a tutti i ragazzi che si apprestano a vivere il loro percorso lavorativo? Beh, sicuramente è quello di fare in modo che davvero si segua la propria passione come a livello lavorativo, perché se si riesce a lavorare in qualcosa che ti piace fin da bambino, allora lì hai vinto, insomma. Certo. Anche il lavoro diventa parte integrante della tua vita, ma che affronti con gioia e serenità. Quando questo non è possibile, perché non è sempre possibile, sicuramente io consiglio che prima di scegliere la propria strada lavorativa sia importante formarsi. Quindi l'esperienza diventa fondamentale. Assolutamente. Più esperienza c'è, più fattibilità di successo arriva. Sicuramente, e poi ecco, sicuramente la formazione non finisce mai, non si smette mai di imparare e il lavoro spesso si apprende facendolo, quindi. Chiaro. Grazie Lorenzo, ti abbiamo conosciuto al di là di quello che è il tuo ruolo sportivo e ci è piaciuto perché insomma hai dimostrato di essere una persona duttile, facile e soprattutto diretta, con le idee ben chiare. Grazie e buona fortuna di tutto. Grazie a te Ettore. Chiudiamo qui la puntata di Face to Face, 7 domande per 7 risposte e vi diamo appuntamento alla prossima. Benvenuti nel nostro Face to Face, 7 domande per 7 risposte. Andiamo subito a conoscere il nostro ospite nella puntata odierna con una brevissima scheda introduttiva. Dirigente per passione e cultura sportiva. Profondo conoscitore delle regole scritte e non scritte. Con noi Giovanni Castronovo. Buonasera. Ben trovato.
Allora, attenzione perché la nostra è una trasmissione dove cerchiamo anche di conoscere l'altro lato, in questo caso del dirigente sportivo. La prima domanda che ti faccio è la seguente: perché ami profondamente il mondo del calcio? Perché ci sono nato, perché comunque ha segnato la mia vita a 360 gradi, perché è stato fonte di conoscenza, aggregazione, amicizia. E quindi ci sono nato da... Fonte anche di tanti sacrifici probabilmente, no? Adesso sì. Poi quando giocavo è ovvio che diciamo, era solo diletto. Poi per conciliare gli impegni professionali con gli impegni sportivi ovviamente si fanno sacrifici, però poi le gratificazioni ti vengono date dalle vittorie, dai riconoscimenti che altri ti fanno. Passa tutto. E passa tutto proprio perché c'è la passione smisurata. Qual è la tua più grande delusione dal punto di vista dirigenziale nelle società dove hai vissuto? Diciamo ci sono due momenti brutti ad Agrigento nel 2012, dopo aver pareggiato 2-2 a Città della Cava, a Cava dei Tirreni contro Città della Cava. Ci apprestavamo a disputare la gara di ritorno all'Esteneto con 5.000 persone e purtroppo abbiamo perso 0-1 a 11 minuti alla fine. Quella è stata una grossa delusione perché già mi vedevo in Serie D, e tant'è che proprio a dimostrazione di quello che ritengo di essere, avevo comprato delle bottiglie di spumante per festeggiare, così come sono le ho date. Non sei scaramantico, insomma, no, in questo caso le avevi già comprate. Le ho date ai dirigenti delle Città della Cava che hanno molto apprezzato. E l'altra è connessa sempre con l'Agragas, la partita diciamo sciagurata di Mazzara, dove abbiamo perso inopinatamente contro la Sagrataldese 3-0, ma più che altro non solo per la sconfitta, perché non c'è mai stata una partita, perché abbiamo approcciato male la partita, siamo passati in svantaggio e poi il portiere nostro ha pensato bene di farci cacciare fuori per un calcione all'attaccante avversario e la partita è finita lì. Cambia tutto. Quindi diciamo abbiamo partecipato alla finale ma da ospiti, e questo diciamo mi è dispiaciuto tanto. È un grande rammarico. rammarico. Sì, insomma. ma anche perché ho visto diversi tifosi dell'Agragas piangere, e questo diciamo è una cosa che mi ha segnato. Giovanni, si può fare a meno del chiacchiericcio che c'è nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto siciliano? Perché ce n'è tanto, diciamolo pure. Ma il chiacchiericcio è anche in Serie A, in Serie B, in tutte le categorie. Secondo me è anche dettato anche da un ambiente che certamente non è particolarmente colto, e quindi si nutre molto spesso di luoghi comuni, di dicerie, del sentito dire, senza che poi magari attribuiscono delle scorrettezze a qualcuno che non l'ha mai fatte, delle partite un po' come dire taroccate senza che ciò è mai avvenuto, però purtroppo anche questo fa parte del calcio, così come c'è nella politica c'è nel calcio, e secondo me è insito con lo sport e con quel contesto non di alto livello culturale che purtroppo lo connota. È vero. Ma come fai a conciliare famiglia, lavoro, calcio? C'è tempo libero zero. Il tempo libero è anche il calcio. Questo è anche vero. Si fanno dei sacrifici, è normale che la mia presenza quest'anno per esempio a Castellammare non può essere mai assidua, perché ovviamente la mia agenda è dettata dagli impegni professionali, che sono quelli che diciamo sono predominanti rispetto a tutto, però ovviamente sono anche supportato dalla famiglia che mi conosce da sempre, prima con la passione del calcio come calciatore, poi come dirigente, quindi da questo punto di vista non ho avuto mai ostacoli. Certo si fanno indubbiamente dei sacrifici, però ripeto, tante rinunce. Sì, è ovvio che si fanno pure delle rinunce, dei fine settimana, come fanno tanti, perché ci sono le partite, però ripeto, questa è la mia vita e non intendo cambiarla, per cui finché per il Signore... nessun oro al mondo, assolutamente no, finché il Signore mi darà la grazia e qualche società ritiene di darmi fiducia, continuerò a svolgere questo compito, anche perché andando avanti con l'età e avendo a che fare con i ragazzi mi mantengo sempre giovane. Giusto. Ma qual è effettivamente il tuo sogno da dirigente sportivo? Qual è il tuo sogno che ti sei portato da quando hai iniziato ad avere anche questo ruolo? La massima aspirazione sarebbe avere un ruolo importante
una delle squadre del cuore, che è il Palermo. Indubbiamente sarebbe quello il coronamento, diciamo, di tanti sacrifici, perché comunque è la squadra per cui ho sempre tifato e quello sarebbe il massimo. So che è un'utopia, ma se proprio devo dire appunto qual è il mio sogno, mi piacerebbe Tutto questo da quando hai iniziato a fare il dirigente sportivo? Certo, hai avuto sempre quell'obiettivo? Sì, mi è sempre piaciuto, perché comunque come dire, il sangue rosanero scorre nelle mie vene, quindi far parte di quella dirigenza, ripeto, poi non è un problema di ruolo, certamente non deve essere un ruolo defilato, insignificante, qualcosa di serio e di un apporto calcistico che posso dare. Quanto è lungo il metro che distanzia il ruolo di direttore generale con la squadra che gestisce? Ma sai, bisogna essere abili, come si fa con i figli, a dare il bastone alla carota. Io sono il primo, come si può notare dai social, a esultare e a portare i ragazzi in quel famoso Ma ci video sta pure, alle corti quando si vince, però sono il primo a redarguirli e probabilmente punirli sia a livello disciplinare ed economico, quando si fanno cacciare fuori immotivatamente, quando si scopre che magari hanno fatto una notte brava prima di una partita o prima di un allenamento, quando si salta un allenamento senza un motivo, quando si simula un infortunio, quando ci sono determinati comportamenti. Quindi è un metro che si allunga e si accorcia, Sì, in deve base essere- anche alla devi tipologia. essere elastico, e poi a seconda degli ambienti in cui sei. Alla Palma Valle a Castellammare è 1 metro, all'Agrega se n'è un altro, quindi là ad Agrigento i giocatori erano dei professionisti. E quindi avevi un altro Quindi metro. c'era un maggiore rigore, sia alla Palma Valle che a Castellammare. Molti ragazzi conciliano il lavoro o lo studio col giocare a calcio, quindi è necessaria una maggiore elasticità, per cui non bisogna essere, come dire, schematici o avere delle regole fisse, bisogna essere flessibili a seconda delle situazioni, però poi il rispetto te lo devi guadagnare tu per la tua presenza, perché Chiaro, comunque chiaro. i ragazzi devono capire che comunque se dici una parola lo dici per il loro interesse, se dai un apprezzamento o dai un rimprovero non lo fai perché li vuoi denigrare, ma perché li vuoi stimolare a fare meglio, e se ovviamente ti riconoscono anche capacità e competenza calcistica, ovviamente Diciamo che poi il la gioco è fiducia te la fatto. devi anche tu Sì, conquistare. ma avviene in tutti gli ambienti, lo stesso vale per l'allenatore, perché Chiaro. poi i ragazzi, come dire, ti toccano il polso e devono capire se c'è effettivamente competenza, oppure magari hai quel ruolo solo per partecipare a qualche trasmissione sportiva, dire la tua bonariamente, quando invece poi si rendono conto che magari c'è qualcosa di buono, perché riesci ogni anno a trovare un giocatore e lo poni alla ribalta, e se lo fai per 15 anni di fila forse c'è un po' di competenza. Assolutamente. Ma il ruolo del dirigente sportivo sta cambiando o sta cambiando il mondo del calcio? Perché camminano insieme, ma sono certe volte anche distanti. Allora, il mondo del calcio sta cambiando e quindi anche il dirigente sportivo deve cambiare, perché è richiesta una maggiore cultura. Prima non c'erano i contratti sportivi, oggi ci sono i contratti sportivi, quindi il dirigente sportivo non lo può fare chiunque. Però dall'altro lato assistiamo a figure di soggetti che non hanno mai fatto il direttore sportivo, non hanno mai fatto il direttore generale, non hanno mai fatto il presidente, siccome hanno una disponibilità economica, e Si allora possono permettere. si riciclano i ruoli di cui non sono all'altezza, e poi i danni si vedono sotto gli occhi di tutti. Quindi il problema è, per fare qualsiasi lavoro, avere qualsiasi incarico, occorre fare un apprendistato, occorre fare un percorso che ti crea le basi. Qui vedo persone che invece, perché hanno la possibilità di investire 10, 100 o 1 milione di euro, si vengono catapultati in delle realtà che sconoscono e poi con risultati pessimi, diciamo. assolutamente, ma soprattutto quando si perde, perché quando si vince siamo tutti bravi. Poi il vero dirigente o la vera società è come riesce a reagire nei momenti di difficoltà, e là si vedono i problemi, perché poi la cosa più facile è cacciare l'allenatore, è più facile prendere i giocatori, e si fanno danni su danni, e poi magari l'anno dopo dice no, ma io col calcio ho chiuso. Beh, diciamo Sono che- delle meteore. Certo, ma delle diciamo che il meteore. presidente ha un ruolo diverso rispetto al dirigente in sé Ma- per sé sportivo. Sì, e quando però il presidente vuole mettere E questo è il la grande danno. lingua sulla formazione, E sugli questo è il acquisti, grande danno.
E allora lì il dirigente deve avere la perché capacità. qualche amico gli ha consigliato il giocatore X o il giocatore Sì. Y. Ma tu l'hai visto mai giocare? Lo conosci? Sai se è una persona che può stare in questo spogliatoio? La presunzione non va per il calcio. Assolutamente sì. Non va per il calcio. Grazie Giovanni Castronovo per essere stato presente qui a Face to Face. Ti sei raccontato e vedo come al solito con grande libertà di idee. Assolutamente sì, grazie a voi per l'onore che mi avete dato. Noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Face to Face. Appuntamento alla prossima. Con il meglio dei nostri faccia a faccia realizzati in questo 2024, con il meglio del premio giornalistico regionale Pietro Nastasi e della 19ª edizione della Castagna d'Argento, chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Noi ritorneremo in campo mercoledì prossimo alle ore 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ritorniamo in campo perché domenica tutte le squadre ritorneranno in campo. Pertanto appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi e buon 2025. Since Jesus was, oh, when Jesus was, since Jesus